Il saluto iniziale della Presidente Bindi è stato un ricordo anche molto forte e intenso di quanti hanno versato il proprio sangue, quindi hanno perduto la loro vita per la libertà di questa nazione e per il progresso e il futuro di questa nazione. Il Presidente Bindi ha ovviamente anche ricordato l'attività della Commissione parlamentare antimafia, quindi anche le conquiste, così come anche purtroppo le sconfitte del nostro Stato, della nostra nazione, in questa guerra continua contro il fenomeno mafioso. Poi il Santo Padre Francesco, anche egli ha ricordato le vittime della mafia, in modo particolare il magistrato agrigentino Rosario Livatino, appunto perché nell'anniversario del suo sacrificio la Commissione ha voluto chiedere che nell'impegno di Livatino la Commissione ha chiesto proprio l'udienza a suo padre. È stato un momento molto intenso, molto forte, sono presenti numerosi parlamentari della Commissione, così come anche numerosi funzionari della stessa Commissione parlamentare antimafia.